giornata di riflessione attorno al sindacato prevede, diciamo così, un intreccio di argomentazioni. Abbiamo scelto proprio di non tediarvi con relazioni, perché lo spaccato che dobbiamo dare è questo, di una giornata dedicata a noi, che ci consenta di fare un passaggio forte sul sindacato e nello stesso tempo di approfondire in modo particolare due argomenti che sono all'ordine del giorno in Italia e in Sardegna, e per questo ho chiesto l'aiuto di due compagni che sull'argomento hanno studiato e hanno approfondito. Uno è Francesco Casula, che ci parlerà intorno allo Statuto Sardo e alla Costituente, all'Assemblea Costituente, e l'altro è Angelo Dicciotti, che invece affronterà il problema relativo all'articolo 18, dandogli un significato un po' più lato del termine, non soltanto quello che è la difesa dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma capire le ragioni perché bisogna che tutti i lavoratori e tutti i cittadini facciano, diciamo, scudo intorno a una delle regole fondamentali rispetto alle quali non è pensabile che il movimento dei lavoratori ceda. Io dall'inizio ho detto è sbagliato anche accettare la discussione sull'articolo 18, quindi non è una questione neppure di merito, è una questione anche di forma. Quando ci sono delle regole per cui intere generazioni hanno lottato e hanno dato la vita per raggiungere un caposaldo di quello che è il mondo del lavoro, evidentemente anche mettere in discussione semplicemente la forma, senza neppure entrare quindi nel merito se è giusto o meno, io credo che la posizione più intelligente delle organizzazioni sindacali è quella di respingere a mittente qualsiasi possibilità di discussione, anche di semplice discussione, intorno all'articolo 18. Quindi ritorniamo alla prima importanza di questo incontro, che ci facciamo regalare, lo diciamo perché siamo tutti gruppo dirigente, ci facciamo regalare dall'ufficio studi questa giornata, che ha un tema centrale, ma che è un tema centrale proprio come occasione di discussione. Quindi non prendetelo come il tema sul quale dovete per forza esprimervi, ma è un'occasione, è un tramite per poterci vedere qui riuniti e per poter dire se siamo in grado di fare il passo in avanti o se abbiamo bisogno come organizzazione sindacale sarda, come Confederazione Sindacale Sarda, di un punto ancora di riflessione. Ma credo che nessuno di noi si possa illudere. Le cose già, se ci rifacciamo all'ultimo congresso del dicembre del 98, sono cambiate totalmente. Non sembra neppure che l'abbiamo fatto nel 98 il congresso, sembra che siano passati anni e anni, anni luce, sembra che la storia ci abbia travolto rispetto a quelli che sono gli avvenimenti successi, quelli che ci hanno profondamente attraversato la coscienza. E io credo, come è successo a me, non credo di essere una persona fuori dagli avvenimenti, credo che ci abbiano anche trasformati. E mi rifaccio a degli avvenimenti forti, perché l'averci
costretto davanti a un fatto che sono la guerra ripetuta, la guerra in Jugoslavia prima, con quello che è stato il travaglio dentro le forze sociali più attente, più intelligenti, quelle che hanno ancora la capacità di riflettere e di avere coscienza. Per noi è stato un attraversamento della nostra coscienza, l'essere costretti a prendere posizione e a schierarci se eravamo o meno d'accordo per l'intervento in guerra. Quell'intervento, che ricordiamolo, è stato disegnato come un intervento tramite la NATO che comunque era necessario perché non prevalesse in quei paesi una posizione estremista, una posizione contro le popolazioni, una posizione che avrebbe portato sicuramente la dittatura. E noi ci siamo interrogati e divisi dentro la nostra coscienza. Ricordo una grossa manifestazione a Roma dove si è portato in giro il pupazzo di D'Alema, allora Presidente del Consiglio, e lo si additava come colui che aveva spezzato all'interno del mondo della sinistra quello che era il teorema principale, che noi avevamo lasciato alle spalle la possibilità della guerra per poter costruire d'ora in poi società di pace, e con la capacità che dovevamo mantenere legati all'ONU di una organizzazione internazionale che garantisse mai più la guerra. E invece in guerra ci siamo andati, e ci siamo andati con le conseguenze tremende che non sono solo quelle, di un intervento in paesi fuori dall'Italia, sempre anche e comunque dentro uno scudo di alleanza atlantica. Le conseguenze sono state all'interno del mondo civile, all'interno del mondo sociale e delle forze politiche, che io credo rispetto a questo avvenimento non hanno saputo più ritrovare una unità, e questo poi ce lo trasciniamo all'interno di un'altra decisione molto più sofferta e molto più importante. Scusate se io mi dilungo su questo, ma voglio far capire che noi non siamo gli stessi. E noi non siamo gli stessi perché questi avvenimenti internazionali ci hanno costretto le nostre coscienze a cambiare. E che ci abbiano cambiato di segno sono gli ultimi avvenimenti, quelli legati alla tragedia delle due torri, rispetto alle quali anche noi come forze sociali, anche noi come Confederazione Sindacale Sarda abbiamo dovuto creare una discriminante. La discriminante sul quale noi siamo abbastanza chiari e decisi. Noi siamo una piccola organizzazione, né all'interno nostro né attorno a noi abbiamo mai e poi mai sostenuto forme che si rifanno al terrorismo. Ma questo non ci può portare assolutamente a far discendere da questa posizione, radicale, da una posizione che non lascia ombre, che non lascia dubbi su quella che è la nostra appartenenza. Cioè noi siamo persone, anche come organizzazioni, che abbiamo scelto la pace come presupposto essenziale per poter creare società di sviluppo. Abbiamo scelto non la violenza e non il terrore per affermarci come forza sociale nel mondo del lavoro, nel mondo civile, nella società civile, comprese le forme di liberazione nazionale.
ci rifacciamo a forze idealmente che anche in Sardegna non hanno mai avuto dentro i loro programmi né la lotta armata né la possibilità di confusione alcuna con forme di terrorismo. Pur avendo avuto nella sostanza noi sempre contatti e capacità di sapere stare internazionalmente insieme a dei popoli che fanno la lotta di liberazione. Io personalmente, insieme ad altri che sono qui presenti in sala, siamo stati al congresso del sindacato LAB, che è il sindacato che fa riferimento ai baschi. Siamo andati a quel congresso perché in quel congresso si è scelta la strada nazionale, che era quella del rifiuto della lotta armata e di capire che assolutamente tutti i progressi che si facevano in campo civile e in campo sociale non potevano minimamente essere attraversati neppure dal dubbio. E ricordo la sofferenza e la dedizione di quell'assemblea che a lungo ha discusso dei documenti, perfino le virgole, perfino gli aggettivi, per poter capire che non ci potevano essere assolutamente strumentalizzazioni di alcunché. Ed era difficile in quel momento storico fare quella scelta. Però i dirigenti che portarono quell'organizzazione a questa scelta lo hanno giustificato, e ricordo il parlamentare europeo Coldo che diceva: noi l'abbiamo visto e toccato con mano nel momento in cui siamo scesi insieme alla gente e abbiamo fatto manifestazioni di massa. La spinta della gente, della manifestazione di massa, era quella che bisognava andare avanti nella via molto più lunga, molto più faticosa di trovare il consenso tra la gente. E questo è essere moderni, cioè oggi si capisce ancora di più, perché ce l'hanno insegnato queste popolazioni che vivono più di noi la scelta storica della liberazione nazionale, che oggi, in periodo moderno, senza il consenso della gente, senza la capacità di portarti dalla tua parte, anche quelli che sembrano marginali, sembrano non essere la cosiddetta militanza, senza quel movimento di popolo, senza quel consenso, non si può fare niente. E lo diciamo questo riproiettato in Sardegna. Noi in Sardegna abbiamo un problema sicuramente di liberazione nazionale, un problema però di scegliere una via moderna per poter portare dalla nostra parte il più possibile di popolazione, sapendo che non abbiamo strumenti fuori da quelli che sono queste regole fondamentali, o con la gente o altrimenti non è possibile cambiare assolutamente niente, neppure nella nostra Sardegna. Il cammino che noi stiamo riprendendo come Confederazione Sindacale Sarda, quello di ritornare un po' alle radici. Noi siamo nati come sindacato sposando la causa dei sardi. Non abbiamo altra natura, o noi ritorniamo a questo tipo di caratterizzazione, o altrimenti l'inseguire, lo scimmiottare le altre organizzazioni sindacali, l'abbiamo forse sperimentato in questo ultimo periodo, porta solo all'inaridimento di quella che è invece l'originalità della nostra proposta. Perché senza i sardi non c'è possibilità alcuna
che dall'esterno si cambino le nostre sorti, neppure quelle del lavoro. Ed era qui l'originalità della proposta di chi ha fondato questa organizzazione. La capacità di capire che il problema del lavoro in Sardegna era legato in modo indissolubile a quelle che sono le sorti della nostra gente. Tutte quelle che sono state le forme organizzative di lavoro, di sviluppo, di industria nella nostra terra, oggi possiamo dirlo con certezza, hanno il fallimento, nel senso che non c'è stata una riflessione seria su che cosa questa terra, questo mondo di lavoratori potevano produrre. La produzione imposta dall'esterno, la non capacità di legare anche il tipo di lavorazioni a quelle che erano le caratteristiche ambientali, le caratteristiche connaturate a noi sardi, ci ha portato alla sconfitta anche di quello che oggi si vuole rilanciare come sviluppo. Quindi non si dà neppure sviluppo in una terra dove i germi sono ancora quelli che i nostri padri avevano indicato. Riflettere oggi, ritornare nella riflessione. Che cosa significa rivendicare che noi siamo un popolo? Che cosa significa rivendicare che abbiamo una base etnica che non c'è stata data, ma che è connaturata dentro la nostra gente? Ci porta a capire che anche il mondo del lavoro che è in Sardegna porta i segni profondi di questa caratterizzazione. Questo non significa che noi non possiamo essere moderni. È una sciocchezza che è sempre andata intorno alla riflessione che i sardi non possono essere moderni perché non hanno un modo di produrre moderno. Di questo per fortuna ci siamo liberati anche culturalmente, però non è vero che intorno a noi c'è questa condizione profonda, perché ancora si tenta di produrre al di fuori e oltre quello che è la nostra cultura. Qualcuno ci ha sempre detto che abbiamo una classe politica che ci meritiamo e che se non c'è stata una maturazione di una classe politica, e io aggiungo di una classe sindacale in Sardegna, molto probabilmente dobbiamo prendere atto che la palla al piede più grossa del nostro sviluppo è proprio nella testa dei sardi. Oggi, per fortuna nostra, alcune discriminanti sono cadute e potremo discutere più liberamente, o quantomeno non avere dietro chi ci grida che le nostre scelte sono scelte terroristiche, che le nostre scelte sono di coloro che vorrebbero riportare la Sardegna al mondo pastorale e agricolo. Coloro che, come CSS, siamo stati bollati di essere persone di non aver capito l'industrializzazione, coloro che nel momento in cui non c'era certo questa crisi imperante venivano additati come i retrogradi, coloro che non sapevano fare analisi computer e che ci avrebbero sicuramente portato alla sconfitta. E allora quello che il vostro segretario generale vi rilancia è questo. Ha senso che la Confederazione Sindacale Sarda riprenda il cammino ripartendo dalle sue origini, oppure questo è un ripiegamento perché non sappiamo dire di più rispetto al mondo che ci
circonda e che abbiamo di fronte? Dove sta il nostro limite nel non saper aggregare intorno al nostro programma, non dico milioni di persone, ma almeno quella percentuale di soggetti che diano la sicurezza di avere una base sociale forte e sufficientemente forte numericamente per poter continuare la nostra strada. Certo, è successo qualcosa che non ci ha consentito di legarci e di vincere e rompere quello che in questi ultimi anni abbiamo subito e vissuto come solitudine. Però ve lo dico perché sono fortemente convinto, non c'è altra strada. Molti di noi, anche di quelli che sono qui in questa sala, che sono il gruppo dirigente della Confederazione Sindacale Sarda, si erano illusi che forse era una questione semplicemente del fatto che eravamo un sindacato che non riusciva ad avere, diciamo, il riconoscimento come maggiore rappresentatività. Noi possiamo dire oggi, perché l'abbiamo sperimentato, che non è questo il motivo unico per cui noi non riusciamo a superare, diciamo, un momento di stallo. E forse perché non crediamo sufficientemente a quello che è il nostro progetto. Il nostro progetto è quello di costruire insieme ai sardi un modulo per poter arrivare a coniugare insieme i nostri modi di produzione e quindi il nostro sviluppo. Con quello che abbiamo, con le ricchezze che abbiamo. Ed è inutile percorrere altre strade, perché quello che stanno subendo i nostri settori portanti, quelli che possono dare a un paese il segnale di sviluppo e la modernità, la dicono lunga. In Sardegna non è pensabile distruggere il settore agropastorale. È un settore che va modernizzato, che va collegato con l'Europa, che va rivisto nelle sue regole rispetto alle quali dobbiamo capire che dobbiamo essere noi coloro che riscrivono queste regole. E le riscrivono in Europa come soggetti decisionali. Ecco perché, e io penso che lo riprenda Francesco nella sua relazione, il nostro legame con l'Europa non può essere un legame che non passa attraverso la nostra nuova soggettività. Noi dobbiamo essere protagonisti in Europa per scrivere noi le regole di quelle che devono essere non solo i modi comportamentali, ma quello che devono essere le regole di produzione di quel tipo e di quello spaccato che fanno ancora gran parte dello sviluppo sano. Non possono essere altri a scrivere le regole di come produrre in agricoltura, di come produrre in pastorizi. Dobbiamo essere noi, dobbiamo riacquistare questa capacità che ci è stata tolta, ci è stata scippata, e non pensiamo che l'Europa sia chiusa a questa, perché chi ci ha chiuso sono gli italiani che non hanno consentito che noi avessimo questa possibilità di essere noi comprimari di queste scelte. Per cui ci siamo trovati i pacchetti già pronti, ci siamo trovati le regole impossibili che non ci consentono assolutamente di poter progredire rispetto a questi settori. Non so se siano presenti fra di noi, dovevano venire dei compagni del movimento Quiles. No, arriveranno tra poco. Sì. Per poterci raccontare dal di dentro del loro settore che cosa ha significato avere regole che ci hanno scritto altri e che ce le hanno scritte contro.
Ecco perché noi non riusciamo ad andare avanti. E finché avremo regole contro che non ci fanno crescere e che ci determinano in Europa quello che noi dovremmo produrre per essere ricchi, chi ci misura la nostra ricchezza, chi non ci consente di avere lo sviluppo, questo è uno dei nodi che dobbiamo rompere. E il fatto che la CSS oggi voglia, insieme al movimento pastori e agricoltori, trovare una strada per vedere se è possibile organizzare al suo interno questo tipo di settore che noi abbiamo sempre visto dall'esterno e sempre, come dire, gli abbiamo sempre fatto la corte a questo tipo di lavoratori. Adesso forse c'è il momento di coniugare la possibilità che la Confederazione Sindacale Sarda entri dentro un settore che fino a ieri è rimasto completamente fuori. Rilanciare la CSS dentro i settori industriali con un atteggiamento che non ci è appartenuto nel passato, ma che deve essere ancora molto più spinto. I compagni che lavorano nelle fabbriche non se lo sono dimenticati. Chiede la CSS, allora nell'Alcoa oggi in Portovesme SRLA, come la chiamano, non hanno mai dimenticato che il binomio lavoro e ambiente era un binomio vincente. Anche quando eravamo isolati, anche quando eravamo i pochi a dirlo, anche quando ci inseguivano dicendo che noi in questo modo avremmo rischiato di mettere al palo e mettere a rischio i posti di lavoro, perché davanti alle morti in fabbrica abbiamo detto che era meglio non morire piuttosto che accettare lavori che ci avrebbero portato alla morte. E tutto quello che i compagni hanno fatto nella fabbrica è quell'elemento che ci contraddistingue e ci dice oggi, ci fa indicare quelli sono i lavoratori della CSS, e perché hanno saputo tenere insieme questo tipo di binomio. E oggi ci sono molti che sono convertiti e dicono l'avevamo sempre detto, è vero, bisognava denunciare qui, gli ultimi arrivati potrebbero rischiare o vorrebbero prendere la nostra bandiera. Dobbiamo stare attenti perché quella caratterizzazione non sia perduta e perché il nostro nucleo vincente di lavoratori dentro quelle fabbriche conservi questa caratterizzazione e anzi la spinga in modo più deciso per far capire che è possibile rinnovare e fare un nuovo modo di produzione senza che per forza si debba sposare le tesi di morte che in quei territori hanno colpito non solo i lavoratori ma anche l'intera popolazione. Io vedo con favore, vedo come lavorano questi compagni e vedo che quando il padrone è intelligente, in qualche modo il padrone ha superato anche, è triste dirlo, le situazioni locali, i sindaci, le amministrazioni che nel tempo e nella storia sono state consenzienti al sacco e alla distruzione ambientale. Non è vero che si poteva fare fabbriche e produrre senza che si inquinasse, senza che si producesse morte. Questa è, diciamo, la caratteristica moderna. Si può produrre senza inquinare, si può produrre senza provocare la morte nel territorio e si può produrre ricchezza facendo questo, perché la nuova ricchezza deve avere quelle caratteristiche, altrimenti non è sviluppo, altrimenti è tornare indietro nella storia. E oggi per fortuna fra di noi all'interno della Confederazione Sindacale Sarda stanno crescendo nuovi soggetti.
è quello che mi dice che devo continuare. Sono stato periodi in cui ero molto scoraggiato, io insieme ai compagni della segreteria. Vedere però dei lavoratori che si avvicinano alla Confederazione Sindacale Sarda e la cercano e vengono loro a chiedere di fare sindacato insieme a noi. Guardate che non è facile in questi tempi avere questo tipo di sorpresa. E noi l'abbiamo avuta con un gruppo di lavoratori del settore sanità che sono presenti qui e che sicuramente interverranno per portare la loro esperienza, e vorrei che fossero loro a dire le ragioni per cui hanno cercato la CSS, potendo trovare sicuramente più strumenti, più agevolazioni, più capacità di agibilità sindacale all'interno di altre organizzazioni sindacali. Allora c'è un motivo per cui veniamo cercati, forse è la nostra insaputa, e allora dobbiamo addrizzare le antenne, dobbiamo avere questa capacità di capire che all'interno della società sarda c'è chi ha bisogno del sindacato sardo e c'è chi ha bisogno per stare dentro le proprie aziende, per capire come muoversi e come andare avanti, cioè rifiutando quelli che sono i modelli sia di fare sindacato sia di fare produzione che invece vengono imposti da altro tipo di mentalità e di atteggiamento. Così ci sono alcuni giovani, alcune esperienze significative. Forse un po' più avanti vedremo anche con l'ausilio delle nuove tecnologie come è possibile fare sindacato diverso, forse anche rinnovando gli strumenti, dando capacità alla fantasia dei nostri iscritti, dei nostri giovani, di fare per esempio una forma intelligente di battage pubblicitario, di controinformazione rispetto a quello che invece è l'idea dominante e magari forte, la presa di posizione di assessori o di gente che vuole straffare e che crede di poter avere il potere determinante per poter affermare e fare di tutto e il contrario di tutto. C'è l'esperienza piccola ma significativa che voglio citare di un gruppo di lavoratori che davanti alla protervia di un assessore potente riesce tramite una pubblicità e una controinformazione a piegare la protervia di quest'uomo che alla fine deve chiamare il nostro sindacalista e dirgli: smettila di farmi la pubblicità contro, perché non è possibile, o ti denuncio io o la finiamo alla fine in modo non sindacale. E la dice lunga questa. Vuol dire che forse usando anche i mezzi moderni si può ottenere qualcosa che prima invece portava magari a mesi e mesi di lotte estenuanti. La butto così perché non ne ho tutti gli elementi se non alcuni. Ma voi pensate che per vincere una battaglia come nel CTM di Cagliari si deve arrivare al 29esimo sciopero della categoria? E se noi non fossimo stati messi ai margini come CSS dentro quella vertenza, io sono sicuro che quella vertenza sarebbe già conclusa. Non per avere la presunzione, ma perché oggi non è sufficiente, non bastano le forme tradizionali di lotta, non basta la pressione che i lavoratori possono fare con lo sciopero. Lo sciopero è un'arma, ma così spuntata dopo la legge sullo sciopero, che avviene tardiva, che non è capace di essere incisiva quando serve, perché i meccanismi oggi sono di preavviso, sono di scioperi che non si possono contemporaneamente fare, per cui se c'è un'organizzazione sindacale che ha già proclamato lo sciopero devi attendere che quello sciopero venga fatto perché tu ti possa inserire, insomma alla fine un'avvertenza che tu devi vincere oggi altrimenti non serve più a niente, ti passano 3-4 mesi e alla fine veramente hanno tolto la possibilità di essere immediati e di avere la risposta.
Forse bisogna anche riflettere su quelle che sono le nuove forme di lotta. E all'interno di questa organizzazione come la nostra ci sono le potenzialità. C'è da riprendere con forza la battaglia sulla lingua. Noi abbiamo qui dei protagonisti, delle persone che hanno sofferto una posizione che è stata fatta passare come una posizione democratica e invece è stata una prevaricazione. Chi era presente alle assemblee di Santa Giusta, di Alabirdi, eccetera, può testimoniare che sulla lingua non si era trovato assolutamente nessun accordo e che invece è stato un blitz da parte dell'assessore di allora, che pure sembrava una persona attenta a quello che poteva essere diciamo, l'elemento almeno di modernità rispetto a questa battaglia. Oggi la lingua rischia in Sardegna di essere un elemento che divide e noi non possiamo consentire questo, perché se ci si mette anche la lingua a dividere questi sardi, questi pochi sardi che sono rimasti, è finita per noi. La lingua deve essere un elemento di unione, la lingua deve essere uno strumento per riacquistare coscienza di popolo e per rafforzare la nostra possibilità di liberazione nazionale. E io mi dovrei fermare qui per dire e invitare tutti voi con un appello accorato. Diamoci una mano tutti. Rifacciamo grande questa organizzazione. Aveva ragione Angelo quando mi diceva: Giacomo, riconvochiamoci. Vogliamo vedere chi siamo, vogliamo vedere chi è rimasto, vogliamo vedere in faccia se abbiamo voglia di continuare a lottare e continuare il nostro cammino. Questa scommessa, diciamo che l'abbiamo in parte vinta. Mi sono dimenticato, ma non la lascio per ultimo. Ci sono in mezzo a noi, come quadri nuovi sindacali, ma hanno fatto già battaglie con noi, categorie che nessun sindacato mai in Sardegna aveva preso in considerazione e che invece, secondo me, hanno la possibilità di dare dei punti, di dare possibilità anche a questa organizzazione di andare avanti. Sono gli ambulanti, che continuano a chiamare così ambulanti, quando invece in termini moderni dovrebbero essere soggetti commerciali, riproducendo nella società sarda, che era un valore, che era una tradizione, forme di lavoro autonomo, non solo dignitoso, ma capaci di dimostrare che è possibile farsi il reddito senza andare a elemosinare negli uffici di collocamento, senza avere dietro di sé questa maledizione che è stata per anni in Sardegna e qualcuno la vorrebbe di nuovo ammettere, che è quello che comunque c'è la teoria di una disoccupazione totale, universale, che gira come un cancro dentro la nostra società sarda. Il mio assunto è questo: se noi in Sardegna tagliamo la possibilità a chi è capace di farsi reddito e lavoro autonomo, non abbiamo capito niente di quella che è la possibilità di uno sviluppo in questa terra. La Sardegna, non lo dico io, ma ce lo ripetono dall'esterno, può sviluppare un suo modello autoctono di organizzazione se capisce questo. Non sono le grandi unità lavorative che ritorneranno in Sardegna, perché non ritornerà mai più la fase delle partecipazioni statali nel bene e nel male. In Sardegna quello che è vincente è il modulo delle piccole e medie imprese, delle imprese individuali, delle imprese familiari,
che possono assicurare a sé e ai loro figli lavoro, capacità di stare sul mercato dignitosamente e insieme, unendosi in forme cooperative, in forme consortili, poter dare una risposta anche a quelle che sono le esigenze di molti giovani che aspettano da noi anche delle risposte per quanto riguarda le prospettive. Io ho finito qui. Francesco, Angelo che non vedo, ti invito, diciamo, a fare le vostre comunicazioni. Grazie.